Questo progetto è nato nella sua prima edizione prima della pandemia. Siamo giunti alla quarta edizione e l'idea è quella appunto di sensibilizzare i ragazzi su queste tematiche dell'energia, della mobilità, della sostenibilità, tematiche che sono fondamentali per la crescita di un territorio che ha bisogno di questi elementi. Lo facciamo con un format che vuole insegnare ai ragazzi quelli che sono i concetti legati a queste tematiche, e lo facciamo proprio chiudendo oggi questo percorso con un gioco, con una competizione. Il percorso nasce con una parte formativa da parte di docenti verso i ragazzi, una seconda parte che è quella di progettare un'automobilina che vedrà proprio il suo coronamento oggi nella competition, e la terza parte è quella di costruire questa automobilina usando le tecniche e le informazioni che vengono date dai nostri tecnici, e l'ultima parte è proprio quella del gioco, quella di far vedere l'automobilina che è stata costruita con le informazioni che sono date dai tecnici e che arriverà prima alla gara. Verranno premiate le prime due automobiline, quelle che ci metteranno meno tempo nel percorrere questa pista, però c'è spazio anche per la creatività, quindi verrà premiato anche l'automobilina che avrà il nome più bello e il racconto più bello di come sono arrivati a pensare il nome, e il disegno, perché c'è anche la parte creativa della grafica e del disegno. I messaggi che vogliamo dare con questa iniziativa sono quelle di attenzionare e responsabilizzare i ragazzi verso questa importante forma energetica che oggi è una delle questioni principali del nostro quotidiano. E lo facciamo dicendogli anche che questi mestieri, la mobilità, le energie rinnovabili, il fotovoltaico, le nuove comunità energetiche che stanno nascendo, sono delle professioni alle quali bisogna guardare per poter crescere in maniera ambientalmente, socialmente ed economicamente positiva.